siano stati degli disordini durante la notte in varie zone della capitale. Sembra ci sia qualcosa che faccia impazzire le persone. Gente disperata si fa suicidare. Che? Dicono che l'hanno buttato nel Brenta. Ormai sei paranoica. Non sei reale! Non sei reale! Non sei reale! Ciao ragazzi, questa sera noi Real Ghost Venice ci troviamo a Padova, o meglio, tra Padova e provincia, perché siamo proprio separati da questa passerella che è diventata tristemente famosa ultimamente perché è stata teatro di 2 morti inspiegabili e ancora irrisolte. Un ragazzo che è mancato proprio qualche mese fa, è uscito su tutti i giornali di cronaca, telegiornali, ed è anche abbastanza conosciuto nella zona, e un altro ragazzo che è scomparso nel settembre del 2021, morto nelle stesse circostanze. Diciamo che abbiamo fatto prima un sopralluogo qualche settimana fa. Questa zona non ci ha dato particolarmente buone sensazioni, anzi io mi sono sentita prendere per la gola, avevamo qualche strumento che era impazzito e ci siamo trovati esattamente in un punto che magari più tardi vi mostreremo, vi faremo vedere qual è, dove ci siamo sentite come bloccate. Sia io sia Sabina. Questo posto personalmente per me è un po' come casa, perché ho casa qua a 500 metri e sono sempre passata per di qua negli anni passati, anche in quarantena. Non avevo mai sentito qualcosa del genere prima. Da quando sono successi questi fatti invece è cambiato tutto. Ragazzi, siamo proprio nel punto in cui si vede molto bene la passerella dove ipoteticamente questo ragazzo si è gettato, e adesso Dario vi fa vedere il punto esatto in cui è stato ritrovato il corpo nel fiume. Qui abbiamo il nostro ponte. La motivazione per cui siamo qui questa sera è legata a delle, chiamiamole, coincidenze che mi sono capitate. Il 27 di aprile, mentre stavo cercando delle notizie riguardanti appunto al caso di questo ragazzo scomparso, mi sono imbattuta proprio in un articolo, penso, in cui poi c'era allegato il famoso vocale che lui mandò alla sua fidanzatina prima di scomparire. Allora, io ho ora da uscire. Ho delle questioni in sospeso con alcune persone. Più che altro penso che morirò. Ascoltando quest'audio in cuffia con gli auricolari, praticamente l'ho ascoltato tutto, poi ho fatto per chiudere, per stoppare l'audio, diciamo, e non si fermava, la voce di questo ragazzo continuava a sentirsi nelle cuffie, e quindi come si fa a un iPhone per chiudere, diciamo, le pagine, le schermate del telefono, le ho chiuse tutte e quest'audio continuava a farsi sentire in cuffia, quindi ho dovuto spegnere il telefono e finalmente, insomma, non l'ho più sentito. Il giorno dopo, la notte, ho fatto un sogno
praticamente ho sognato di percorrere una strada. Io adesso non ricordo, non ho compreso bene se fossi in auto, ma non credo perché non c'era comunque il vetro della macchina, però non ero neanche a piedi, avevo un'andatura un po' più veloce. Percorrevo una strada alberata e c'era una nebbia o del fumo. In quel momento, appena ho visto questo fumo, questa nebbia, mi sono voltata e mi sono ritrovata a camminare, sentivo proprio la terra sotto i piedi e dopo un paio di passi, dopo pochissimo tempo, ho sentito delle mani, ho sentito l'odore di una sigaretta e ho sentito l'abbaiare di un cane, credo di piccola medio taglia. Subito dopo io non ho sentito dolore, non ho sentito nulla, il sogno si è oscurato. Chiamiamolo sogno, ma non era un sogno, era tipo una visione, perché solitamente i sogni finiscono, poi ti svegli. Subito dopo è come se l'immagine avesse ripreso luce e ho visto questa parte di passerella alla mia destra, ho visto questa griglia grigia e poi non ho visto più niente. Vorrei aggiungere anche un'altra cosa. È successo qualche settimana fa che in occasione di un sopralluogo sempre qui nella città di Padova ci siamo recati in un posto e casualmente, parlando con una persona che era venuta con noi, io gli chiesi se in questa città ci fosse un ponte dei suicidi, perché solitamente insomma in ogni città purtroppo ci sono questi luoghi dove le persone si uccidono. Non l'ho fatto volutamente, è stata proprio un parlare. La cosa è finita lì, abbiamo fatto il sopralluogo dell'indagine. Una volta finita la serata ci siamo ritrovati in macchina insieme e questa persona ci ha portato proprio in questo luogo. Non sapeva di quello che mi era successo e questo è proprio il punto in cui insomma questo ragazzo è stato ritrovato, e non solo lui, perché qualche mese prima è stato ritrovato anche il corpo di un altro ragazzo morto in circostanze più o meno identiche. Ci stiamo avvicinando alla zona in cui abbiamo avuto dei riscontri e la zona che onestamente è la più simile al sogno che ho fatto. Questa è la passerella, cioè questo è il tratto di fiume dove è stato ritrovato il corpo, giusto? E qua è dove è stato poi... no, di là. Senti niente qua, Chiara? Ha sensazioni, non ha orecchio, Una roba strana. Cioè? Come se qualcuno avesse litigato, ma tante volte. Sento tanti litigi qua. Vabbè che qua c'è il luogo dei ragazzetti. Quindi Infatti sono pieni anche di graffiti, i piloni. vuol dire tutto e niente. Piuttosto andrei su dove siamo stati. Sì, poteva ricordarmi il posto, questo arco qua. Ma c'è anche sopra l'arco. Cioè qui ho la sensazione che continuano a toccarmi il braccio. Perché più che altro questo lo trovo un posto più adatto allo scopo che potrebbe essere un'aggressione. Sopra lo vedo una cosa meno... Qualcosa che si muove là davanti. Cosa? C'è qualcosa che si muove. Dove? L'aria. Accendo la luce. No, ho sentito rumori. Facciamo due domande qua? Sì. Qui siamo proprio sopra dove... Sì. Spengo la luce o no? Spegnila. Ansietta. È successo qualcosa di brutto in questo posto? Proprio qui sotto?
O anche qui sopra. Puoi rispondere in maniera affermativa illuminando lo strumento che ho in mano se vuoi e che è in mano anche Dario. Oppure puoi parlare ai nostri microfoni o fare anche rumore forte. Sono rumori forti con... Sì, un rumore ambientale non riferito alle auto, ovviamente, un rumore qui vicino a noi, un sasso, una foglia. Se qualcuno ci ha voluto qui, noi siamo qui per... Che ho messo il piede? No. No, io sono fermo. Avevo sentito una roba. Ancora? Può essere che cadano foglie però. Adesso ho sentito anch'io, ma sembrava una foglia caduta. Se qualcuno ci ha voluto qui, noi siamo qui per darti voce. Qualsiasi cosa tu voglia comunicarci, in qualsiasi modo puoi farlo. Verrai ascoltato. Magari se non riusciamo a comprenderti subito, io ho una specie di sensazione dietro di me. Chiara, non senti niente tu? Io sento che c'è un po' di gente, c'è un po' di gente, c'è un po' di gente. Cos'è stato? Cosa? Boom. Tu. Sai cosa anche? Sto pensando che l'aggressione non sia iniziata sopra e dopo si sono picchiando, si sono buttati giù. Si sono buttati giù. Parla non a credo voce abbia alta fatto- perché sennò non si sente chiaro. Da di là è stato. Vuoi ripetere? Io temo che qualsiasi cosa è successo sia iniziata sopra dove siamo noi là e poi gli interessati siano ruzzolati giù e sia proseguita qua. Ma qua c'è qualcosa che mi ha toccato la mia roba. Io ho l'impressione invece che lui non abbia posto resistenza. Come se, perché quando io ho fatto il sogno, per carità, magari ho provato rassegnazione, come per dire sì, adesso io nel sogno pensavo di essere io. Beh, Poi ho collegato, dal volevo messaggio raccontare. che comunque ha Sì, come lasciato, diceva il messaggio, anche il cioè, tono di voce. lui tutto sapeva quanto. cosa gli si andava incontro. Tanto meglio. Eh. Io vorrei sapere però se avete modo di risponderci qui, dopo andremo anche di sopra. Comunque vi è rifarò. brividi. Ma non sono i soliti però. Sono moto, fa Sono uscito. Se proviamo con la ghost? No, andiamo su. Voglio uscire. Andiamo oltre gli alberi. Non ti senti bene? Ho brividi dappertutto, mi sento toccare dappertutto, quindi evitiamo. Cioè vorrei almeno... Cioè prima che siamo andati qua sotto Hai la che fototrappola qua? continuo a sentirmi le braccia... La fototrappola però non ha un audio, vero? No. Continuo a sentirmi E se toccare le attacchiamo braccia. questo a un albero? Quale? Uno di questi? Se rischi di E poi perderla. torniamo... Perché se qua c'è qualcosa che parla, qualcosa che... Dove l'ho attaccato? Questo albero qua mi sembra perfetto, perché qua è il punto in cui Chiara dice di sentire... A me è come se manca... non che mancasse il respiro, Quasi però. però sì, c'è un'aria pesantissima, ma... Che può essere data anche dal fatto che tutti gli alberi sono così, per carità. Sì. Però Poi c'è umidità, c'è... sta male. Metti in quadra per terra, va bene stesso. No. Beh, basta che si senta. Quadra dritta così. Vabbè.
No, è un'interferenza. Ragazzi, abbiamo appena fatto vedere, è un'interferenza col K2, quindi occhio, quando si accende così è un segnale, probabilmente qualche ponte radio, elettricità, che comunque, come vedete, i lampioni tutti sono accesi, e questa è un'interferenza, non è nessuna entità. Stava parlando con noi, a parte la Chiara che oggi fischia. Prima, come avete visto, abbiamo lasciato una telecamera, quella piccolina, una bodycam, appesa ad un albero sotto la tangenziale, perché dove la Chiara non si sentiva bene, infatti siamo venuti via. Siamo saliti sull'argine, adesso andiamo in quella parte lì dove sembra il bivio che ha raccontato prima la Sabina. Andiamo assieme e vediamo cosa scopriremo. Ecco ragazzi, nel video non ne parlo, ma il bivio a cui si riferisce Dario ve l'ho messo qui. Questa è l'immagine che mandai a Dario subito dopo aver fatto quella visione, quel sogno. In alto è cerchiato il boschetto dove ipoteticamente potrebbe essere stata l'aggressione, sotto c'è il famoso bivio che lui menziona, che non ho detto, ma io nel sogno vedevo anche la biforcazione di un sentiero, ve lo metto qui. Qua è il punto dove ci siamo sentite? Sì. No,